100 morti all'anno nel veneziano provocati da malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. Il dato shock emerge dall'osservatorio epidemiologico delle patologie correlate, casi soprattutto a Marghera. L'introduzione del reato di omicidio stradale non ha prodotto i risultati sperati. L'attacco del procuratore di Treviso, mentre la Marca fa i conti con uno dei periodi più bui sul fronte della sicurezza stradale. Dramma della solitudine nel Vicentino, una casa va all'asta e gli acquirenti interessati trovano il cadavere dell'ex proprietario sul divano, morto da 9 mesi. Inchiesta BPV, l'ex presidente Zonin presenta ricorso contro i sequestri preventivi, chiede la restituzione di quanto raccolto nelle sue abitazioni di Montebello e Vicenza. La politica e lo stallo di governo a Roma, giorni cruciali, e il Veneto potrebbe essere protagonista con l'ipotesi di un mandato esplorativo alla neopresidente Casellati. Alla vigilia del Vinitaly, Oliviero Toscani torna a lanciare stilettate ai veneti e attacca anche il Prosecco, risoluzione firmata da 2 consiglieri regionali. Le istituzioni pubbliche non collaborino più con lui. Nel 2017, anno da record in Veneto per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule, cifre superiori del 34% rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento nazionale del 10,5%. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati shock dell'osservatorio epidemiologico delle patologie correlate riferite al mesotelioma pleurico, il tumore derivante dall'esposizione all'amianto. La maggior parte dei casi del veneziano nella zona di Marghera. Sentiamo. L'aumento del mesotelioma in Veneto è esponenziale. Si tratta di un tumore maligno che colpisce la pleura, cioè il tessuto che riveste i polmoni. È correlato all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto e ha una latenza temporale particolarmente elevata, dai 15 ai 45 anni. Molti dei casi di mesotelioma osservati in Veneto sono concentrati nell'area industriale di Marghera. Il dato è scioccante. L'esposizione lavorativa ed ambientale ad amianto è all'origine di una importante numero di patologie nella popolazione lavorativa e generale del Veneto. Abbiamo dei numeri che, per quello che riguarda il mesotelioma, è di purtroppo un centinaio di casi all'anno, quasi tutti legati alle esposizioni lavorative ad amianto. Il picco massimo delle patologie polmonari atteso entro il 2020 e i soggetti colpiti sono tra i lavoratori esposti al rischio negli anni '80. Sono indicatori dell'effetto pregresso delle anche, oltre che di una situazione svantaggiata da vari punti di vista, anche delle pregresse esposizioni lavorative ed ambientali. Il punto sulla salute dei residenti a Venezia e Mestre è stato fatto durante il convegno organizzato a Marghera dalla Fondazione Vittime dell'Amianto, intitolata Beppi Ferro, storico dirigente sindacale delle officine meccaniche Stanga, ucciso dal mesotelioma come molti compagni di lavoro nel 2000. Abbiamo 3 ordini di problemi che evidenziamo oggi: gli ex esposti all'amianto, l'ambiente, ci sono ancora siti inquinati e ancora la presenza dell'amianto è anche nei luoghi pubblici, e poi i lavoratori che fanno le bonifiche. Abbiamo bisogno anche di avere una specifica normativa per queste persone che la effettuano veramente la bonifica, che in molti casi sono lavoratori stranieri. A Mestre, nella sede del patronato della CGIL, c'è uno sportello dedicato che fornisce informazioni, tutele e il raccordo tra il lavoratore e il sistema sanitario. Se il tema dell'amianto è un problema politico per il territorio, chiediamo sia il territorio a rispondere, quindi chiediamo alla Regione di rendersi proattiva nell'informazione a queste persone. Ed ora andiamo a Treviso, incidenti stradali, weekend della sicurezza. Oggi l'avvio in prefettura con un convegno tra i relatori, il procuratore Dalla Costa che lancia un grido d'allarme. Subiamo gli effetti delle poche risorse nella prevenzione in una provincia dove la nuova legge sull'omicidio stradale non sta producendo i risultati sperati. Sentiamo. 8 morti dall'inizio dell'anno, altri 4 a dicembre 2017. Sono drammatici i dati degli ultimi mesi sugli incidenti stradali nella Marca, nuovamente costretta, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di vittime, ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage. In procura è stato istituito un nucleo interforze per monitorare tutti gli incidenti, ma non basta. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato dal capo della Procura di Treviso. Sicuramente l'attività di prevenzione è la cosa più importante. Secondo me sull'attività di prevenzione paghiamo una scarsezza di risorse
paghiamo evidentemente perché altrimenti non avremmo nella provincia di Treviso un andamento in controtendenza dell'aumento degli incidenti stradali, soprattutto mortali. La polizia giudiziaria ci mette tutto l'impegno possibile, continua Dalla Costa, ma sicuramente quello che manca sono le risorse in un quadro, quello della provincia di Treviso, dove nemmeno la recente legge sull'omicidio stradale ha prodotto risultati. Evidentemente la legge non ha prodotto, almeno per la provincia di Treviso, il risultato sperato. Entrata in vigore il 25 marzo del 2016, la nuova legge presenta, secondo il procuratore, una serie di problemi d'applicazione, dalle più severe pene accessorie per i reati meno gravi, come la sospensione della patente, alle questioni degli accertamenti delle lesioni collegate ai risarcimenti. Sicuramente leggi come queste, che sono fatte su base emergenziale, in momenti eccezionali, insomma, dietro pressioni di soggetti comprensibilmente toccati dalla legislazione, diciamo così, tra virgolette, favorevole nei confronti di chi commette un reato grave come un omicidio stradale, poi bisogna verificarla se effettivamente produce risultati. Una casa all'asta e gli acquirenti interessati all'incanto si imbattono in un macabro ritrovamento. Sentiamo cosa è successo nel Vicentino. Erano interessati a quella vendita all'asta, una casetta in Valli del Pasubio. Decidono di vederla, ma durante la loro visita scoprono il cadavere di un uomo in salotto, il corpo oramai mummificato del proprietario seduto sul divano. I vicini di Contrada Molin Maso a Valli del Pasubio non vedevano Walter Dal Zotto, 42 anni, dallo scorso novembre ed è probabile che sia deceduto proprio 5 mesi fa a causa di un malore. La notizia si è rapidamente diffusa in paese dove tutti conoscevano Dal Zotto, un carattere schivo e riservato e che non dava confidenza nemmeno a chi lo conosceva da decenni e che si era ulteriormente chiuso dopo la morte dell'anziana madre avvenuta lo scorso settembre. Il pubblico ministero valuterà nei prossimi giorni se aprire un fascicolo d'inchiesta su quanto accaduto. La Procura di Vicenza ha aperto un'indagine dopo che un uomo è morto mentre stava eseguendo, in seguito ad un intervento chirurgico, degli esercizi di riabilitazione sul pavimento della sua casa a Longare. La vittima, Antonio Cabrellon, 44 anni, sarebbe stato stroncato da un'embolia polmonare. La Procura ha disposto l'autopsia per verificare se vi possa essere un collegamento con l'operazione alla gamba e all'omero cui l'uomo si era sottoposto circa un mese fa all'ospedale di Negrar, nel Veronese. L'indagine è partita dopo una segnalazione da parte dei parenti della vittima. Una 83enne bellunese ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova a causa della meningite. Era in vacanza ad Abano. Il personale di un albergo di Abano, oltre a quello infermieristico, medico e tecnico dell'ospedale di Padova, è stato sottoposto a profilassi per scongiurare il rischio di contagio da meningite. Mercoledì mattina è stata infatti ricoverata in via Giustiniani una signora di 83 anni della provincia di Belluno, proveniente da un hotel di Abano, dove era stata colpita da malore mentre vi soggiornava con un'amica. Secondo il presidente di Federalberghi, sezione delle Terme, Emanuele Boaretto, l'anziana non sarebbe stata contagiata dalla meningite in hotel o ad Abano e le pochissime persone venute a contatto con lei hanno già effettuato la profilassi come da protocollo. Non sussiste ad oggi, ribadisce Boaretto, alcun rischio di contagio nell'hotel in questione e tantomeno nel territorio di Abano. Ancora cronaca, minuti di paura sono stati vissuti oggi alle 12:40 sul territorio tra Tiene, Villaverla e Molina di Malo, nel Vicentino, colpito da una tromba d'aria che con una circolazione al suolo ha provocato fortunatamente lievi danni, diversi cartelli stradali, sollevate onduline e coperture in Eternit. Fortunatamente non si registrano danni a persone. E ancora una piccola valanga questa mattina ha tenuto chiuso il passo Falzarego per circa un'ora. L'episodio si è verificato nei pressi della galleria paravalanghe e ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Livinalongo, che sono intervenuti sia per liberare la strada che per liberare un mezzo che aveva tentato di scavalcare la neve. La strada è rimasta chiusa dalle 10 alle 11.
Non è ancora stata fissata la data dell'esame autoptico per Stefano Carta, il moglianese trovato morto in un canale di Venezia mercoledì mattina. E la famiglia, chiusa nel dolore, chiede che venga fatta chiarezza su questa morte. Si sofferma più del solito il postino davanti alla palazzina di via Battaglia a Mogliano. Tante le testimonianze scritte di vicinanza al dolore della famiglia Carta per la morte del figlio Stefano, trovato cadavere mercoledì mattina in Rio San Girolamo, in centro storico a Venezia. A secondo piano i genitori sono chiusi in un dolore composto nell'appartamento dove Stefano ha vissuto fino a qualche mese fa. Poi il trasferimento a Mestre, il lavoro all'hotel Palazzo Veneziano delle Zattere, anche se la residenza l'aveva mantenuta qui, dove tornava spesso a trovare gli anziani genitori e il fratello Ennio, l'unico in famiglia ad aver la forza di parlare con i cronisti. Alle telecamere chiede di non essere ripreso perché la morte di un fratello non è spettacolo. Alla giustizia invece chiede chiarezza sulle cause che hanno ucciso Stefano. Felice della vita che stava vivendo, con tanti progetti, Ennio non crede nell'ipotesi di un gesto estremo del fratello. Più probabile è il malore o un movimento brusco che l'ha fatto scivolare in canale, magari battendo la testa sul selciato, perché il 36enne sapeva nuotare bene e forse si sarebbe salvato se fosse stato cosciente. Ma l'ipotesi che tormenta di più la famiglia è l'aggressione a scopo di rapina o uno scippo finito tragicamente. Di certo, sottolinea il fratello, la zona è videosorvegliata e dalle registrazioni si potranno dare tante risposte a questa tragedia al momento senza un perché. Gianni Zonin, ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, presenta ricorso contro i sequestri preventivi avviati dal GIP Berico su richiesta della Procura. L'udienza è fissata per il prossimo 18 aprile in tribunale a Vicenza. In quell'occasione, tramite i propri avvocati, chiederà la restituzione di quanto è stato sequestrato nelle sue abitazioni di Montebello e Vicenza. L'ex presidente della Banca Popolare Vicentina contesta il decreto con il quale il giudice ha disposto sequestri conservativi a favore di azionisti e risparmiatori che si sono costituiti parte civile nel processo in corso a Vicenza. Gli avvocati dei presunti danneggiati hanno posto i sigilli a quadri, mobili, tappeti e altri oggetti di valore. Ed ora la politica con lo stallo di governo, a Roma giorni cruciali e il Veneto potrebbe anche avere una parte da protagonista nell'ipotesi di un mandato esplorativo alla neo presidente del Senato Casellati. Sentiamo. Attenderò alcuni giorni, trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra. E se toccasse proprio a lei, la prima donna a capo del Senato nella storia della Repubblica, Maria Elisabetta Casellati, è un mandato esplorativo alla forzista veneta per formare il governo. È tra le poche frecce nell'arco di Sergio Mattarella di fronte allo stallo assoluto del governo, certificato dal polverone alzato ieri da Silvio Berlusconi, quella bisogna saper distinguere i veri democratici da chi non conosce l'ABC della democrazia, che, se ce ne fosse bisogno, ha scavato un solco ancora più profondo tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. I grillini non vogliono Berlusconi, Berlusconi non vuole i grillini. In mezzo Salvini si appella alla responsabilità e minaccia un ritorno alle urne. E poi c'è lui, il capo dello Stato, che oggi dichiara: emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi. Non ci saranno ulteriori consultazioni, Mattarella è chiamato a sbrogliare la matassa e tra le ipotesi, come un preincarico a Salvini come leader del centrodestra, che però non ha i numeri per governare, e mentre sembra tramontata l'ipotesi di Giorgetti, c'è anche la carta del mandato esplorativo alle due più importanti cariche dello Stato dopo il Presidente, ovvero Casellati e Fico, proprio oggi a colloquio con Mattarella al Colle. La Padovana in pole position, una mossa di Mattarella che ha il sapore di un avviso ai partiti che non riescono a trovare un accordo. Chi riceve il preincarico infatti rischia di bruciarsi se non trova la maggioranza sufficiente. Ma anche l'eventuale scelta Casellati rischia di trasformarsi nel boomerang di una ulteriore perdita di tempo, che a questo punto sarebbe sempre più grave viste le istanze nazionali e internazionali in ballo. Richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i partiti per raggiungere quell'obiettivo, quello di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni.
I veneti dovrebbero farmi una statua perché li ho resi bevitori responsabili e ancora parteciperò al Vinitaly per proporre un vino migliore di quel prosecco industriale che bevete. Sono alcune delle ultime dichiarazioni che hanno riportato la bufera attorno al fotografo Oliviero Toscani, tanto che il consigliere regionale Luciano Sandonà è primo firmatario di una risoluzione sottoscritta anche dal collego Franco Gidoni affinché le istituzioni pubbliche del Veneto non collaborino più con lui. Non solo, i consiglieri chiedono anche di valutare le azioni adeguate a salvaguardia dell'immagine del territorio veneto e della sua comunità. Toscani ha anche parlato di una sua collaborazione con l'ULSS della marca trevigiana per una campagna di comunicazione che mette in guardia le donne incinte dal bere alcol, sottolineando che evidentemente se esiste questo tipo di campagna un problemino con il bicchiere i veneti lo hanno davvero. Una collaborazione smentita in una nota dalla stessa ULSS che prende anche le distanze dalle affermazioni del fotografo. Nel 2016 il 15% dei veneti ha rinunciato alle cure sanitarie, la metà di questi, quasi 400.000, per motivi economici. Lo rileva un'indagine del Censis, colpa dei tagli imposti dal governo, dice l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Ho appena speso un sacco di soldi in farmacia, per i piedi, per le gambe, per tante cose che ho bisogno, ma i soldi ci sono fino a un certo limite, ma non ci sono per le medicine, per i medicinali, per tante cose, e allora bisogna lasciar stare, insomma. La crisi ha colpito duramente le tasche dei veneti al punto che pure la cura della propria salute è diventata un lusso al quale si deve rinunciare. A 2 anni di distanza l'indagine del Censis sulla spesa sanitaria conferma l'attualità di una situazione che deve essere affrontata con urgenza. Bisogna intervenire urgentemente, non possiamo far saltare un sistema su base universale com'è quello italiano, che di fatto è quello che a livello europeo costa meno. Nel 2016 quasi 750.000 veneti hanno rinunciato a curarsi, oltre la metà l'ha fatto per motivi economici, il resto per le liste d'attesa, la difficoltà a conciliare visite e lavoro e per i più giovani la sottovalutazione dei rischi. Non bisogna sottovalutare i problemi di salute, sicuramente bisogna stare sempre molto attenti, sicuramente poi le circostanze della vita ti permettono più o meno di farlo, ecco, a seconda delle proprie possibilità. Ho incontrato persone che appunto non sono riuscite a curarsi, ma appunto non per volontà propria, ma appunto per necessità economiche non sono riuscite. Io non rinuncio perché per tutto quello che ho avuto e ho non ero qua. È la buona sanità che alimenta le certezze dei cittadini, dice l'assessore Coletto, che chiede al prossimo governo di rivedere il documento di economia e finanza che ha decurtato di quasi un punto percentuale il rapporto tra fondo sanitario e PIL. L'unica cosa da non fare è disinvestire in sanità, innanzitutto per una questione sociale e di etica. Secondo poi anche per una questione che la sanità va sempre vista da un punto di vista diverso, non è un costo, è un investimento, la salute è impagabile. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi, tra poco continueremo a parlare di sanità con i dati relativi ai trapianti nella nostra regione. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Continuiamo a parlare di sanità perché sono stati diffusi questa mattina a Palazzo Balbi i dati su trapianti e donazioni di organi, mai così positivi come nell'ultimo anno. Il 2017 è stato un anno da record per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule. I donatori, sia deceduti che viventi, sono stati in Veneto 196. Un numero mai registrato prima, maggiore del 34,2% rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento nazionale del 10,5%. Anche grazie a loro è stato possibile accorciare le liste d'attesa del 4,3%, effettuando in un anno 646 trapianti, il 9,5% in più di un 2016 che a sua volta si era chiuso con cifre molto positive. I dati sono stati diffusi in mattinata dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto e dalla presidente di AIDO Flavia Petrin, che ringrazia i cittadini per la loro generosità e invita chi non lo avesse ancora fatto a esprimere il consenso per la donazione degli organi. Se la persona vuole, può esprimere la sua volontà.
Con Aido lo può fare, naturalmente se vuole una volontà positiva, lo può fare 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno, perché basta che vada sul sito di Aido Nazionale, stampa la manifestazione di volontà, la compila integralmente e la consegna o a una sede Aido oppure la spedisce in Aido Nazionale. Oggi come oggi, informano dall'Aido, l'80% di coloro ai quali viene chiesto di esprimersi al momento del rilascio della carta d'identità non lo fa perché non ha informato abbastanza. È per questo che il nostro ruolo diventa ancora più importante. Ed ora l'appuntamento con il nostro esperto meteo e le previsioni del fine settimana e anche della settimana a venire. Sentiamo. Una giornata soleggiata con temperature intorno ai 20 gradi. Finalmente, dopo tanta pioggia, arriva il bel tempo. Di sabato avremo un temporaneo aumento della pressione atmosferica, quindi con bel tempo prevalente, un ampio soleggiamento e un clima decisamente gradevole con 20 gradi centigradi sulle aree pianeggianti. Ma dopo il sole tanto atteso potrebbe tornare domenica qualche momento di pioggia. Domenica è atteso l'arrivo di qualche pioggia generalmente di debole entità a partire dalle ore pomeridiane, però il sole non mancherà soprattutto alla mattina. Le temperature rimarranno stazionari sui 20-21 gradi, mentre la prossima settimana arriva il caldo con punte di 26 gradi. Un buon inizio di settimana poiché le temperature sono previste in aumento, addirittura ci attendiamo per mercoledì 18, un valore massimo di quasi 25-26 gradi. Il sole sarà piuttosto prevalente, ma potranno verificarsi anche dei temporali pomeridiani serali. Non ha ancora compiuto le 4 settimane di vita, ma ancorato al ventre della sua mamma sembra già grandicello con un pelo rado che mostra le dita lunghe, i tratti del volto tipici di un primate nato da poco. È il primo piccolo cercopiteco barbuto d'Italia, venuto alla luce alla metà di marzo al Parco Natura Viva di Bussolengo nel Veronese. I tre, quindi questo piccolo assieme ai suoi genitori, formano una famiglia, l'unica famiglia di questa specie. Sono inseriti nella lista rossa come vulnerabili di estinzione. Del piccolo cercopiteco non si conosce ancora il sesso. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordo naturalmente, torna subito dopo i TG anche questa sera 20:10. Questa sera si parlerà di bollette, di energia e di rifiuti con Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, e Franco Zanata, presidente di Contarina. Ed ora, come sempre, in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque condizioni di bel tempo ovunque. Nel dettaglio, sul Veneto nella giornata odierna sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento oscillanti tra 18 e 21 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione a prevalere sarà il sole. Ampio soleggiamento dunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, valori massimi molto gradevoli oscillanti tra 20 e 23 gradi circa. Sarà una splendida giornata di sole anche sul Trentino Alto Adige. Ampiamente soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno su tutti i settori della nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra 19 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.